TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella giornata di martedì 7 gennaio 2025, il Ministero del Made in Italy ha nominato 3 commissari per la società Speedline di Santa Maria di Sala. Oltre al dottor Maurizio Castro, già operativo in azienda, si aggiungeranno altri 2 professionisti. Si tratta degli avvocati Giovanni Patti e il professor Alfonso Celotto. La scelta della triplice nomina, rendono noto in una nota congiunta FIM CISL Venezia e FIOM CGIL Venezia, probabilmente giustificata da ragioni di particolare complessità organizzativa, occupazionale e produttiva dell'azienda dei cerchi in Lega. In una nota, sottolineano ancora i sindacati, attendiamo con fiducia gli sviluppi di questa scelta di nominare 3 commissari, certamente inaspettata, ma che speriamo possa rivelarsi propedeutica a preservare e rilanciare Speedline. Nel contempo, come segretari provinciali di FIM CISL e FIOM CGL e RSU, ci siamo già attivati con il tavolo di crisi della Regione Veneto per attivare la cassa integrazione straordinaria il prima possibile. E il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, insieme al personale della questura e dai colleghi della Polizia di Stato della provincia, si stringe al dolore dei familiari nell'apprendere della prematura scomparsa in data odierna del primo dirigente della Polizia di Stato, il dottor Leonardo Petrucci. Poliziotto dotato di grande sensibilità e straordinario spessore umano, Petrucci si è sempre distinto per le elevate capacità professionali, facendosi apprezzare da tutte le persone e di colleghi che nel corso della sua carriera hanno avuto l'onore di lavorare e collaborare con lui. La sua prematura scomparsa ha lasciato un'incolmabile sensazione di vuoto e costernazione in tutti i colleghi. Il questore Gaetano Bonaccorso, in una sentita e partecipata breve cerimonia di commiato officiata dal cappellano della Polizia di Stato, padre Piero Rizza, ha voluto stamane ricordare ai numerosi colleghi intervenuti le straordinarie doti morali ed umane del dottor Petrucci, che, si legge in una nota ufficiale, resteranno sempre vive nella memoria di ciascuno, il cui ricordo rappresenterà una guida costante per le future generazioni di poliziotti. 20 palmari in dotazione degli agenti della polizia locale di Chioggia. Gli strumenti sono appena arrivati al comando cittadini e sono iniziate le prime fasi di caricamento dei programmi seguite nei prossimi giorni per la formazione degli agenti, in modo che nel giro di alcune settimane siano operativi. Luca Sattin, comandante della polizia locale di Chioggia, dice: si tratta di strumenti utilissimi per lo svolgimento delle quotidiane mansioni degli agenti impegnati nelle attività di controllo su strada. Oltre a velocizzare la redazione dei verbali, il verbale stesso conterrà il QR code per effettuare il pagamento tramite PagoPA. Inoltre, tutti i verbali di ogni singola attività portata a termine verranno inviati direttamente al software che gestisce le procedure sanzionatorie, eliminando il passaggio manuale dei dati dal cartaceo al gestionale. Una innovazione che ridurrà l'errore umano, ottimizzerà il lavoro degli agenti e che consentirà l'impiego degli agenti stessi in altre mansioni. Impegno di spesa complessivo è di circa 91.000 euro. Il Comune di Venezia offre a giovani tra i 18 e i 28 anni la possibilità di vivere un'esperienza unica di crescita personale e professionale attraverso il servizio civile universale. Nel 2025 sono disponibili 75 posti per 14 progetti suddivisi in 3 programmi tematici, pensati per promuovere solidarietà, inclusione sociale e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. I progetti offrono formazione, esperienza pratica e l'opportunità di fare la differenza per la comunità e il territorio. La scadenza del bando è alle ore 14 del 18 febbraio 2025. Tutte le informazioni sul sito del Servizio Civile del Comune di Venezia. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.